L'11 marzo 2019 è iniziato Sintesa, un ampio progetto del comune di Lodè e CIAS Montalvo, che attraverso diversi incontri con attori territoriali ha lo scopo di far conoscere innanzitutto agli studenti delle scuole coinvolte il parco di Tepilora e la riserva di biosfera sarda e di far capire loro l'importanza della tutela dell'ambiente e della natura come elemento essenziale per la vita dell'uomo. I diversi incontri nascono dall'esigenza di far conoscere i ragazzi, artisti ed artigiani che si rendono protagonisti tramite la loro arte dell'animazione culturale dell'intero territorio. Tanti gli aspetti che verranno affrontati: l'analisi del territorio, la conoscenza dei toponimi, la comprensione degli aspetti naturali dei luoghi, la cognizione del passaggio storico dell'uomo. Tutti portano nei ragazzi una consapevolezza dei valori della propria terra e l'aspirazione a contribuire a migliorarla e a promuoverla. Uno degli incontri degli alunni della scuola secondaria di primo grado con gli artisti e gli artigiani locali si è aperta all'insegna del dibattito sulla stretta attualità su quanto avvenuto il 15 marzo, sciopero della scuola per il clima. Giuseppe Nava ha infatti spiegato come un tempo sulle tavole dei luterini regnasse tutta una serie di oggettistica, il legno, più volte utilizzata e all'occorrenza anche riparata. Dopo una breve introduzione, l'artigiano è stato intervistato dagli studenti. La mattinata si è conclusa con dimostrazioni pratiche e con la vera e propria lavorazione del legno, con scubi, scalpelli e martelli. Linea ora ai nostri inviati. Com'è nata la passione per la lavorazione del legno? La passione per la lavorazione del legno è nata quasi per caso. Ho iniziato a fare una maschera così per me e poi da 1, 2, 3, 4 maschere e poi ho iniziato a fare tutto il seguito, da stazzeras alla pirografia e tanti altri lavori che faccio di artigianato sardo. Che tipo di legno utilizzi? Utilizzo il legno, come legno utilizzo il pero selvatico per le maschere, mentre per le tazzere uso il castagno, il cedro o sustiarvu diciamo in sardo, tipo salice, anche il pero per le stazzeras. Anticamente usavano, non esistevano gli scalpelli e martelli in coso, lavoravano tutto con saschiolo. Saschiolo è questo, è una sorta di zappetta antica, con questa facevano tutto. Quanto tempo impieghi a fare una tazzera? Mediamente se il legno è stagionato dalle 5-6 ore finita. Mentre se il legno è fresco ci si impiega almeno 2 o 3 giorni perché si lavora, poi si viene messo sotto sale. Adesso vi faccio vedere come si lavorava anticamente chi saschiolo. Il saschiolo si usava in questa maniera. Si scavava tutto. Immaginate quanto tempo occorreva. Per i nostri bambini. Andiamo a vedere come procedono i lavori. Elisa, come procedono i lavori? Bene. Andrea Peddio, come procedono i lavori? Bene capo. Bene. Mi stanno agevolando il lavoro. Stanno agevolando il lavoro. Bene. Attenzione. Cosa intagli principalmente? Principalmente il più che lavoro sono le maschere e la stazzeras, però faccio molta lavori di miniatura, tipo maschere, catenine in coso in legno. È tutto per questa edizione del TG della riserva di biosfera. Da parte nostra la più cordiale giornata.